Vittima col gusto di farsi pregare, ma poi vivrà. C'è chi ci accoglie con il botto, tranquilli è tutto normale. Se c'è un paese da svegliare, qualcuno si sorprenderà e fuggirà dal suo salotto. E noi qui siamo strumento della vita che suona comunque vada e serve sempre a qualcosa, farsi tutta la strada. Quando arriva la banda, quando arriva la banda, quando arriva la banda bisogna ballare. Quando arriva la banda, quando arriva la banda, quando arriva la banda bisogna cantare. Dietro l'angolo e al terzo colpo di gran cassa riapparirà, perché si è perso per amore. Tranquilli, dura 2 ore, c'è un'altra marcia da iniziare, darà l'ultimo bacio e via, sfuggente come un'occasione. E noi qui siamo note sciolte al sole, siamo passi in salita, siamo gioia e tristezza infinita. Quando arriva la banda, quando arriva la banda, quando arriva la banda bisogna ballare. Quando arriva la banda, quando arriva la banda, quando arriva la banda bisogna cantare. Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Buon sabato 2 settembre 2017. Una buona giornata da Barletta Veste e Lello il Rosso che vi augura il meglio del meglio. Arriva la banda. Una buona giornata, un buon sabato a tutti quanti voi, bellissima giornata ancora, siamo a 25 gradi e il caldo non se ne vede. Mamma, nata sudate che fa notte. Mi sono svegliato bagnato, una doccia e via, e al lavoro. Una buona giornata a tutti quanti voi, un buon sabato. Oggi è un giorno speciale per il grande Spiridione Crudele, si sposa la figlia. Auguri di buon matrimonio, un grande matrimonio. Vi faccio i miei migliori auguri. No, io e tutto Barletta Veste, e tutta Barletta, ne? Grande Spiridione, fai gli auguri a tua figlia. Ciao! Qui siamo vicino al comune. Mimmo Maria Rizzi, buongiorno. Gaetano, buongiorno. Saverio, buongiorno. Oh! Ciao! Serena Di Benedetto, buongiorno. Giuseppe Angela Virgilio, buongiorno da Taranto, buongiorno Nunzia. E si lavora, buongiorno. Oggi
oggi sicuramente si può andare anche al mare, andate al mare, dice che domani pioverà, ma picca cicrat, ma proprio picca cicrat, che pioverà. Vedete vedete queste bandiere, sono le bandiere della disfida di Barletta, che domenica ci sarà la disfida di Barletta. Una bellissima manifestazione, anche perché Barletta è la città della disfida. Vedete, stanno innaffiando, e poi c'è il grande papà. Vedete il grande papà? Il nostro grande papà, il grande Eraclio. È un grande in assoluto. Vediamo. E niente, dicevo, ieri sera stavano festeggiando dei ragazzi il compleanno, ho parlato, gli ho detto pure ragazzi, vi raccomando, auguri, ma vi raccomando, non buttate tutto a terra, e scedi, scettate tutto in terra. E scedi, scettate tutto in terra, bicchieri a terra, buste a terra, 4 bottiglie di prosecco, cioè, non lo so, come mi sa tanto che non faremo più questa campagna di sensibilizzazione, perché sembra che questi qua li provochiamo, a dire fate gli sporcaccioni che siete. O ci vogliono i mazzette, non lo so che cosa ci vuole. Comunque una cosa è certa, che lo schifo è assai, ma proprio assai lo schifo. E allora stasera c'è Italia-Spagna, Spagna-Italia, una bella partita, una delle partite che ultimamente ci affascina come calcio internazionale, è un fascino molto particolare questa partita. Speriamo che non facciamo brutta figura. Ieri l'Under 21 ha perso 3-0. Mamma mia, che brutto auspicio. Speriamo di no, dai, speriamo di no. Beh ragazzi, buon sabato, auguri a chi festeggia qualsiasi ricorrenza, auguri di vero cuore, veramente di vero cuore. Io ora vado a lavorare, il lavoro è pronto per noi. Comunque ragazzi, c'è un sole stupendo, veramente stupendo. Questa è la mia scuola. E niente, vi auguro il meglio del meglio. Auguri a chi festeggia qualsiasi ricorrenza, ma qualsiasi. Ripeto, auguri al grande Spiridione per la figlia che oggi si sposa. Auguri. Da Barletta Vesta, dell'Urus, divertitevi e ricordate che la vita è una sola. Pigliatevi a bolla, che la malamina è stupendo. Barletta e a Vesta.